Esprimo una grande soddisfazione per questo evento della mia nomina e dell'intero Consiglio di amministrazione uscente. È stato deciso di allargarlo per rappresentare al meglio il nostro territorio, questo mi fa piacere perché avremo modo di collaborare ancora di più per creare quelle sinergie utili a creare questi progetti d'area molto importanti per il nostro territorio. Ci sarà molto lavoro da fare. E il mio impegno soprattutto è anche quello di, come dichiarato più volte ormai, di impegnarmi a livello veneto con il coordinamento dei GAL Veneti per risolvere alcune criticità che abbiamo a tutt'oggi sulle programmazioni con la Regione Veneto. Credo che avremo 3 anni di tempo per realizzare tutto ciò e spero di poter poi lasciare così un segno importante per la nuova programmazione e i nuovi che arriveranno dopo di me. Questo è importante, ma già il ricambio che abbiamo all'interno dimostra la vivacità del nostro ente, perché abbiamo così 2 nuovi elementi nuovi, anche giovani, e che ci daranno quella spinta necessaria per continuare. Siamo contenti che ci sia stato appunto il rinnovo del Consiglio, tra l'altro con l'aumento di altri 2 componenti, con una rappresentanza anche del territorio della destra Piave, che raggiunge a questo punto 2 esponenti, e quindi non mi resta che ringraziare tutto il CDA e augurare buon lavoro.